Gli sforzatori, coloro che contrabbandavano vettovaglie negli altri stati, impoverivano le casse dello Stato spagnolo. Ecco quindi un'azione di polizia contro chi contrabbandava, in questo caso vino, attraverso i confini. Il Manzoni, nei Promessi Sposi, ci insegna che le guide del governo spagnolo erano normalmente ignorate. Invece, questo testo sottolinea il successo dell'attività anticontrabbando operata dal governatore dello Stato di Milano, tanto che la quantità di vino per l'anno 1609 fu molto cospicua. Che poi sia vero tutto questo è tutto da dimostrare, ma normalmente nelle grida si scriveva chiaramente l'eventuale insuccesso dei proclami precedenti. Peraltro, il governatore precedente, il conte di Fuentes, era appena morto e il successore non era ancora stato nominato da Madrid. La grida scrive minacciosamente: Niuno pensi esser lecito contravvenire alle grida, bandi et ordini, di qualsivoglia continenza, fatti et pubblicati di sua commissione. Della serie, non è che, essendo morto il governatore, ora tornate tutti a contrabbandare vino?